Prima di lasciare la festa della noce, siamo all'imbrunire, vogliamo raccontare un aneddoto, una chicca che magari molti visitatori oggi o molti turisti, rivedendo questo scorcio, hanno intravisto, hanno pensato di averlo visto da qualche parte, ma non sanno cos'è. Ecco, noi qui oggi raccontiamo un falso storico cinematografico. Era il 1972. Francis Ford Coppola con la sua troupe televisiva, capeggiata da Marlon Brando, Al Pacino, viene qui in un frame di salita con Al Pacino che interpreta Michael Corleone, famosissimo appunto personaggio dal romanzo di Mario Puzo. Fa una salita qui a Motta Camastra con questo scorcio finale, questa rocca di Motta Camastra, e dice appunto benvenuti a Corleone. Ecco, ebbene signori, oggi sfatiamo questo mito, non siamo e non eravamo a Corleone ma bensì a Motta Camastra, ben 50 anni fa. Buona serata, alla prossima!